Il re Assuero al metteu ne tasse sul continente e sugli isolis dal mar. Perché il che riguarda la potenza e il valore di Mardocheo, e tro gran caliere e troppo che il re lo aveva portato in alto, a son robis che si chiati le scritti sta libri des cronachis dai res, de Medie e de Persie. Difatti, il giudeo Mardocheo aliera il secondo dopo del re Assuero, grand fra tutti i giudeos e ben voluto di tutte le sdrume dai suoi fradis, al ci rive il ben dal suo popolo e al fevelave perché la soggernassie e les di ben in miei. Mardocheo al disè, chestis robis a son succedudis per opera di Dio. Men pensi di fatto dal sium che avevi veduto a riguardi chestis robis, e nissune e glielade falide. La picciole risultive che diventa un flum, la luz che veni fur, il sorelli e l'aghe abbondante, che sflum e je Ester, che re alla sposade e fate regine, i dragons, o Sinio e Aman, i popoli e son chei che si son mettusi ad un per svenidri il nome dei giudeos. Il mio popolo alle Israel, ven a stai, che aveva imberlat viers Dio e che fuori in salvas. Proprio così, il Signore ha salvato il suo popolo, non sa liberato di tutti e mai, e Dio ha fatto spie e miracoli tan grandi che non si aveva mai veduto fra i popoli. In Efies, lui ha stabilito due distinti, un per il popolo di Dio e un per i feduci foresti. Che due distinti si sono commessi in ore, tal momento, te giornate stabilite, secondo il progetto di Dio e fra mieci di tutti i foresti. In che volte Dio si è visato dal suo popolo e gli ha fatto giustizia alla sua eredità. Che dies dal mese di Adar, il quattuardis e il quindis dal mese, e saranno ricordati con un'assemblea, con gionde e con feste denanti di Dio, di ete in ete, per sempre, in Israele, suo popolo. Tal quartan dal re Tolomeo e di Cleopatra, Dositeo, che al diseve di essi predi e levit, e Sofì Tolomeo, a portare in Egitto questa lettera sui Purim, fasinle passare per autentiche, e disint che le aveva voltate l'Isimac, figlio di Tolomeo, un che vigneve di Gerusalemme.